Autonomia, il governatore Luca Zaia, la commissione bicamerale sul federalismo. La prossima settimana in Consiglio regionale verrà approvata la legge che consente di partire con la trattativa. Annuncia: stiamo aprendo una strada nuova in Italia. Oggi in Veneto il primo giorno di sciopero dei medici di base con la serrata degli ambulatori. Continua la protesta degli utenti, i timori per domani, seconda giornata di stop. Ergastolo per Giosuè Ruotolo, la Corte d'Assise di Udine condanna l'ex militare all'ergastolo per il duplice omicidio di Teresa Costanza e Trifone Ragone, uccisi a colpi di pistola la sera del 17 marzo a Pordenone nel 2015. Due tragedie della strada: a Milano, camionista colto da malore, muore in A4. A Castelfranco oggi pomeriggio auto contro scooter, muore un centauro. Ladri cercano di entrare in un'abitazione del Trevigiano, il proprietario usa una scacciacani per sparare in aria e metterli in fuga. Dovevo difendere mia moglie incinta. Due maestre e un'addetta alle pulizie di un asilo nido di Rovigo rinviato a giudizio per maltrattamenti che sarebbero avvenuti nel marzo 2014 nell'asilo della provincia polesana. Salvata a Vicenza dopo un viaggio lungo tutta l'Italia, chiusa dentro una scatola per ben 4 giorni. È viva una gattina spedita per sbaglio dalla Puglia. Buonasera, ben ritrovati in diretta con le informazioni di Antena 3, questo è il telegiornale del Veneto. Cominciamo, come avete sentito, dall'autonomia, il nuovo passo, quello che inizia il percorso fondamentale per le richieste del Veneto. Oggi l'audizione del governatore Luca Zaia alla bicamerale sul federalismo, ribadisce che il Veneto apre strade nuove mai percorse prima nel nostro paese e dà una novità importante per quel testo che verrà approvato in Consiglio regionale. Stiamo aprendo un percorso nuovo, entriamo in una stanza buia dove si accende la luce, l'ho già detto. Ricordatevi che non esiste un libretto uso e manutenzioni per le trattative, stiamo giorno dopo giorno creando un percorso che non è noto a nessuno. Una strada mai battuta prima e che proprio per questo potrebbe essere storica. Autonomia, il viaggio a tappe ormai è iniziato, il nuovo passo lo illustra il governatore del Veneto Luca Zaia in audizione alla commissione bicamerale per il federalismo a Roma. Il DDL è pronto per essere sottoposto al Consiglio regionale. La legge sarà adottata la prossima settimana, una legge che ha già avuto il vaglio degli stakeholders, quindi delle diverse realtà venete, è una legge che oggi si compone di 54 articoli e quindi la prossima settimana verrà votata. Si apre una stagione nuova di devoluzione, dice Zaia in commissione, e cita Einaudi. Ha detto che a ogni territorio sarebbe stata data la giusta autonomia e questo noi vogliamo fare. Andiamo al tavolo. Ci andiamo con il sorriso in bocca senza cercare la rissa, guardate, noi non cerchiamo la rissa ma cerchiamo di portare a casa, soprattutto visti i risultati del referendum, con le 23 materie, le 20 più le 3 a legislazione esclusiva. Il nostro progetto è diverso dalla Catalogna, se avessimo voluto la sussidiarietà allora in quel caso avremmo chiesto la secessione, ma non è così, ribadisce e continua. Spero vivamente che tutte le forze politiche diano il mandato a trattare perché io qui non rappresento un partito, ma i veneti. È difficile pensare che il sottoscritto nel momento in cui va al tavolo delle trattative ci vada a rappresentare una parte politica. Io non conosco un partito, non solo in Veneto ma anche in Italia, che valga il 57%. E poi il progetto di legge 43 sull'autonomia del Veneto ha passato oggi anche il vaglio della terza commissione del Consiglio regionale, che lo ha approvato a larga maggioranza, senza però il Partito Democratico, uscito polemicamente dall'Aula al momento del voto. All'origine della presa di distanza dei Dem, soprattutto l'assenza in commissione di uno degli assessori, Elena Dorazzan di Forza Italia, competente per le materie affrontate, e il fatto che la maggioranza non abbia fornito le cifre esatte sui capitoli della legge. La Commissione ha in ogni caso dato il via libera al DDL sull'autonomia, che la prossima settimana arriverà nell'Aula del Consiglio per il voto finale, come avete sentito. Ambulatori chiusi, oggi il primo giorno di sciopero, il Tribunale del Malato critica i medici di base e accusa è una protesta che stanno pagando i cittadini. I camici bianchi blindano gli ambulatori, lasciando fuori quasi 5 milioni di veneti. Da oggi porte chiuse 2 volte al mese fino a maggio per 29 giorni, che potrebbero diventare 81. Quando il danno, come avviene sempre negli scioperi che hanno a che fare con le strutture pubbliche, nei trasporti, nella sanità, ricade sui cittadini, non ci siamo e non siamo d'accordo assolutamente, anche dal punto di vista deontologico. Dura la condanna del Tribunale del Malato. Oggi i medici di famiglia assicurano solo le prestazioni indispensabili, introducendo così un elemento di valutazione arbitrario.
È così, perché non possiamo pensare che tutti si comportano con un'equivalente modalità, insomma. Però può capitare che in certe situazioni ci siano condizioni in cui il paziente si sente abbandonato e non c'è nulla, mi creda, non c'è nulla di peggio di un paziente sentirsi abbandonato dal proprio medico. Oggi la Regione ha potenziato il personale nei pronto soccorso, unica alternativa per quei pazienti rimasti senza il loro dottore. Purtroppo quando riapriranno gli ambulatori le liste d'attesa per una visita saranno ancora più lunghe. Insomma, lo scotto di questa battaglia dei camici bianchi rischia di essere pagato dai cittadini più fragili e dal Tribunale del Malato parte un messaggio chiaro a quei medici di famiglia che oggi hanno fatto sciopero. Forse è meglio che comincino a pensare come accordarsi con le istituzioni per risolvere questo problema che non può assolutamente ricadere sui cittadini. Sarebbe calcolata non più del 70% l'adesione allo sciopero dei medici di famiglia a Padova. 2 giorni di stop, ambulatori chiusi e inevitabili disagi per i pazienti. Intanto la Regione ha dovuto far fronte all'emergenza potenziando il personale dei pronto soccorso. È d'accordo lei? No, assolutamente no, però c'è libertà di fare quello che vogliono. Però così a rimetterci sono i pazienti? Certamente. Una chiusura degli ambulatori difficile da accettare per i cittadini che incolpevoli subiscono i disagi maggiori. Non sono d'accordo. Perché? Perché se qualcuno sta poco bene ha il diritto di essere controllato. No. Tanti problemi con il medico di base che non ha idea. Poi a rimetterci ci sono i pazienti in questo caso. Ovviamente. In questi giorni si verificano anche le prime influenze stagionali e così i cittadini percepiscono l'essere dirottati al pronto soccorso come un disagio insopportabile. 5 ore e 6 ore aspettare anche uno se ha tanto bisogno. Ma può darsi che il pronto soccorso ci sia 2000 persone da aspettare, capisce? Quindi è una cosa che non sono d'accordo. Lo sciopero potrebbe proseguire dopo questi 2 giorni con 3 giorni alla settimana di serrata dal 13 dicembre e ben 5 alla settimana dal 10 gennaio. In questo caso sì, sono i pazienti a rimetterci. E come potete immaginare avrebbe un impatto notevole sulle famiglie. Vediamo però come replicano i medici di famiglia, perché ovviamente in queste ore hanno attirato su di sé molte critiche. Ecco le parole di Brunello Gorini, presidente provinciale della FIMG di Treviso. Abbiamo fatto un calendario abbastanza infitto di scioperi e di chiusura dello studio, però è un calendario che abbiamo annunciato ad aprile, per cui il tavolo di confronto con la Regione ci aspettavamo che non ci arrivasse all'ultimo minuto, ma che dico almeno a maggio si poteva incominciare a parlarne. I medici non stanno chiedendo un centesimo in più, soprattutto in questo momento non avrebbe proprio senso, non stanno chiedendo un centesimo in più per il loro stipendio, stanno soltanto chiedendo di salvaguardare il sistema sanitario regionale. Mi fa piacere se un cittadino si arrabbia, mi dice e mi dà la possibilità di spiegargli effettivamente come stanno le cose, perché non investire nella formazione vuol dire avere tra qualche anno dei medici non preparati, e questi medici non preparati saranno quelli che cureranno i cittadini. Quindi nel momento che io sciopero per avere la formazione, sto scioperando per la sanità di questo cittadino. E ora l'omicidio di Pordenone del marzo 2015, il giorno del funerale di Trifone, ne sorresse la bara all'uscita dalla chiesa, forse lo ricorderete, ma l'assassino del militare e della sua giovane fidanzata Teresa Costanz a Pordenone è proprio Giosuè Ruotolo. Oggi la condanna all'ergastolo e l'isolamento. Letti gli articoli 533 e 535 del codice di procedura penale dichiara Giosuè Ruotolo colpevole dei reati come lui ha scritti, esclusa l'aggravante di quell'articolo 61 numero 2 codice penale con riferimento al reato di omicidio di città. 49 ore di Camera di Consiglio, oltre 2 anni e mezzo di indagini. La Corte d'Assise di Udine ha deciso l'assassino di Teresa Costanza e del caporale dell'esercito Trifone Ragone Giosuè Ruotolo, il 28enne di Somma Vesuviana, condannato oggi all'ergastolo con 2 anni di isolamento diurno. Sguardo fisso sul pavimento, il commilitone ha ascoltato così il verdetto in aula. Alle sue spalle il papà e il fratello.
In aula c'erano anche i familiari delle vittime. Il militare, commilitone di Trifone, si trova in carcere dal 7 marzo del 2016, fortemente indiziato per quel suo atteggiamento nei confronti della coppia, un odio diventato viscerale. Si era addirittura inventato un falso profilo social per provocare Teresa. Poi la furia omicida il 17 marzo del 2015 nel parcheggio del Palasport di Pordenone. Lì trovarono i corpi della coppia in auto senza vita. Ruotolo aveva negato a lungo di essersi recato al Palasport la sera del delitto, ricostruzione poi rivelatasi falsa. L'arma dell'omicidio era stata ritrovata a settembre 2015 in un laghetto a poca distanza dal palazzetto. I due fidanzati, belli, giovani, amanti del fitness e delle serate in discoteca, furono freddati da chi li odiava. Ha commesso i delitti per salvare la sua carriera e l'ingresso nella Guardia di Finanza, ha detto il giudice alla lettura della sentenza. Teresa e Trifone, invece, coppia sempre felice e sorridente, desiderava coronare il proprio amore con il matrimonio, una gioia cancellata per sempre. La tragedia della strada nel pomeriggio di oggi a Castelfranco Veneto, lungo via Piave, a poche decine di metri da un passaggio a livello. Una persona di cui ancora non sono state rese note le generalità è morta in un incidente stradale. Poco dopo le 16 l'uomo stava viaggiando in sella al suo scooter quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato contro un SUV Dacia, il Centauro. Soccorso agli infermieri del suo 118, sul posto avete visto anche un'ambulanza e un elicottero proveniente dal Cafoncello. È deceduto a causa delle gravi lesioni riportate. Poi un incidente lungo il passante in direzione Trieste. Oggi un camionista si è sentito male e ha accostato, ma era troppo tardi. Un camionista 54enne di Vittorio Veneto ha perso la vita mercoledì mattina sul passante di Mestre, probabilmente a causa di un malore. Sul posto, al chilometro 377 nel territorio di Mirano, oltre alle forze dell'ordine sono intervenuti gli ausiliari di CAV, la società che gestisce l'autostrada, e i sanitari del 118 con ambulanza ed elicottero. Ormai però non c'era più nulla da fare. Gli agenti della polizia stradale hanno rotto il finestrino del camion e iniziato le manovre rianimatorie perché sono stati i primi ad arrivare sul posto, ma senza successo. Qualche chilometro prima del punto in cui si sono concentrati i soccorsi, il 54enne avrebbe iniziato a percorrere la corsia di emergenza in cerca di una piazzola di sosta, poi, probabilmente stremato, ha appoggiato il bilico alla barriera laterale in cemento all'altezza del sottopasso, perdendo i sensi. Una manovra che ha evitato qualsiasi incidente. A quel punto alcuni automobilisti in transito hanno allertato la Polstrada per la presenza inusuale del mezzo pesante che trasportava scarti di plastica a lato carreggiata. Da subito si è capito che la situazione era grave. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area. Non ci sono stati particolari disagi al traffico. Due maestre e un'addetta alle pulizie di un asilo nido di Rovigo sono state rinviate a giudizio per maltrattamenti. Lo ha deciso il GUP del Tribunale di Rovigo oggi, Alessandra Martinelli. Il dibattito si aprirà il 23 aprile del 2018. I maltrattamenti sarebbero venuti nel marzo 2014 in un asilo della provincia polesana, si sarebbero protratti per circa un anno. L'inchiesta era nata quando una persona che aveva lavorato nell'asilo si era rivolta alla polizia per segnalare comportamenti sospetti di 3 donne. Gli agenti della squadra mobile di Rovigo avevano installato alcune telecamere nascoste all'interno della scuola materna e i filmati avevano confermato l'ipotesi di maltrattamenti compiuti dalle 3 donne verso i bambini. Un residente di Carbonera nel Trevigiano, svegliato di soprassalto dai ladri, ha sparato alcuni colpi in aria con la sua scacciacani pur di farli fuggire. Ha avuto paura per la famiglia, racconta. In questo modo mi sono difeso. Vediamo il racconto. Spari nella notte squarciano la tranquillità della periferia di Carbonera. Faustino Marcon non ci ha pensato 2 volte a correre in casa per prendere la sua scacciacani. Una pistola finta che comunque ha raggiunto lo scopo: far fuggire a gambe levate dei ladri che si aggiravano intorno alla sua proprietà in piena notte. Sono sceso e nel momento in cui ho fatto rumore ho visto un'ombra sparire dietro casa mia. Allertato da questa paura mi sono un attimino proprio precipitato a prendere la scacciacani. Marcon, residente a Pezzan di Carbonera e titolare della fioreria di Porta Carlo Alberto a Treviso, alcune notti fa si è svegliato di soprassalto sentendo i cani abbaiare e percependo rumori sospetti sul retro della propria abitazione in via Ospedale Provinciale. La paura per l'incolumità della sua compagna in attesa di un bambino non lo ha fatto esitare nemmeno un secondo prima di passare all'azione. Io ho
ho la mia ragazza che è in stato d'attesa e ho pensato subito alla famiglia, ho pensato solo questo, ho pensato ad allertare e un attimino proteggere me stesso e la famiglia per primo. Il fiorista detiene oltre alla scacciacani anche una pistola vera che comunque, ci tiene a dirlo, non avrebbe mai usato. Si vive un po' nella paura, specie nelle zone di campagna. Non si deve vivere con la paura, si deve vivere con la sicurezza e pensi alla tua famiglia e quando hai pensato alla tua famiglia hai pensato già a tutto. Sparare non è una soluzione, anzi ho avuto paura che qualcuno rispondesse al fuoco, ci dice. Semplicemente, aggiunge, ho fatto quello che sentivo in quel momento per la sicurezza della mia famiglia. E sicurezza vuol dire anche armarsi? Difendersi, non armarsi. Non deve essere un Texas, quello sicuramente, però deve essere difendersi. A casa mia mi difendo, quello sicuramente. Poi i ladri scatenati nella Marca, ancora, rubate moto e bici. Un'altra notte di razzie ed ancora una volta nel mirino dei ladri sono finite concessionarie di moto e negozi di bici. Dopo i colpi a Villorba, Treviso e Castelfranco, la scorsa notte i malviventi sono entrati nella concessionaria Dalbello Moto di Conegliano ed hanno rubato 4 moto enduro KTM del valore complessivo di circa 40.000 euro. I ladri sono stati velocissimi e sono andati a colpo sicuro. Dopo aver scassinato la porta alle 3:47, nonostante l'allarme, i ladri hanno rubato le 4 moto e sono scappati 3 minuti dopo. Quando il titolare è arrivato, i banditi si erano già dileguati. Nelle immagini delle telecamere di videosorveglianza si vedono 2 individui incappucciati, ma non è escluso che vi fosse anche una terza persona. Indagano i carabinieri di Conegliano. L'altro colpo, sempre nella notte, a Castion di Loria, alla GB Center. Ingente anche in questo caso il bottino. I ladri hanno rubato 2 bici di valore e 20 telai in carbonio, oltre ad un computer. L'ipotesi che sembra più probabile è quella di un furto su commissione. La decisione del governo, andiamo adesso a Venezia, di portare le grandi navi a Marghera suscita il plauso del sindaco Luigi Brugnaro. Insufficienti però, secondo il primo cittadino, i fondi che il comitatone ha deciso di erogare per la salvaguardia della città. Sono molto soddisfatto di questa soluzione perché tiene intanto da conto molto importante il lavoro di quei lavoratori che lavorano nell'indotto delle navi a crociera, che assolutamente non potevamo perdere, e cominciamo a dare un respiro serio alla programmazione delle navi a crociera. È palpabile la soddisfazione del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro per la decisione del governo sul nuovo itinerario delle grandi navi da crociera. Per i dettagli tecnici e giuridici ci sarà tempo, minimizza, l'importante era fare una scelta che tutelasse sia il lavoro che l'ambiente, e così è avvenuto. A noi basta che sia chiara all'UNESCO, a tutto il mondo, che noi la soluzione ce l'abbiamo condivisa con la regione e col governo. Mi sembra un grande risultato dei cittadini veneziani che hanno votato su sta roba qua. Meno entusiasta il sindaco sugli altri temi affrontati dal comitatone, in particolare quello dei finanziamenti per le manutenzioni straordinarie della città storica. I 70 milioni della legge speciale sbloccati per i prossimi anni sono una goccia nel mare rispetto alle esigenze di Venezia. Abbiamo messo agli atti che ci serve 1,5 miliardi di euro per le urgenze a Venezia, perché le rive vengono giù, a scavare lì, c'è da fare l'impianto antincendio. Abbiamo detto al Presidente della Repubblica, abbiamo detto a Gentiloni, l'abbiamo messo nel comitato. Soldi che per Brugnaro dovrebbero arrivare insieme a nuove competenze, secondo un progetto di autonomia per Venezia distinto e parallelo a quello coltivato per il Veneto dal governatore Luca Zaia. Abbiamo chiesto un tavolo, a lato del tavolo delle competenze che la Regione chiederà al governo, un tavolo specifico per la città metropolitana di Venezia, perché è già città speciale, ha già delle prerogative, le deleghe devono essere date al sindaco metropolitano, come prevede la legge per quanto riguarda i poteri del magistrato alle acque. Abbiamo verbalizzato tutto e continueremo a lavorare in questa direzione. Da domani faremo partire le lettere dell'inchiesta di incontri. Le deleghe le vogliamo direttamente dal governo. Ora ci spostiamo a proposito di infrastrutture nel Padovano invece, perché temiamo di dover chiudere la nostra attività, e questo il grido di dolore di un'azienda, Maserà, che ha forti dubbi, perplessità sulla nuova costruzione della terza corsia lungo la 13. Per questa azienda agricola a conduzione familiare di Maserà la storia potrebbe ripetersi amaramente. Il previsto ampliamento della A13 Padova-Bologna con la realizzazione di una terza corsia per senso di marcia avrebbe un effetto potenzialmente devastante. Qualche decennio fa, quando aveva 7 anni, l'attuale titolare Roberto Rigato assistette da bambino all'arrivo dell'autostrada. Mio padre aveva appena acquistato il terreno, aveva appena fatto la casa nuova e
a quell'epoca non è che abbiano portato via il 10%, hanno portato via il 40% del terreno. Quindi di fatto a quel tempo ha distrutto l'azienda. A Maserà si appellano anche all'articolo 9 della Costituzione. La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. A maggior ragione, aggiungono, dovrebbe farlo in un caso come questo, per un'opera ritenuta inutile. Il traffico non è aumentato da una decina di anni a sta parte come si prevedeva in proiezione, anzi vorrei dire, noi che abbiamo l'osservatorio qui, vorrei dire che è diminuito. La terza corsia, a nostro avviso, serve perché sempre nelle vicinanze qui c'è in progetto di fare un megacentro commerciale assurdo davanti al Castello del Cataio. Specializzati in prodotti di qualità, in azienda si guarda al futuro con preoccupazione. Il primo a scomparire sarebbe il boschetto che nasconde l'autostrada. Il terreno espropriato in base alla nostra azienda del 10%, sono circa 6.000 metri su un'azienda di 52-53.000 metri. Potrebbe mettere in difficoltà la vostra azienda a tal punto da rischiare la chiusura? Sì, il problema è che la nostra azienda è troppo piccola per lavorare con prodotti di massa, perché i nostri competitor hanno 20, 30, 40, 50 ettari, noi con 5 ettari dobbiamo per forza specializzarci in questi, diciamo, non dico proprio prodotti di nicchia, ma comunque prodotti particolari. Ci fermiamo per qualche istante, poi l'incredibile storia di una gatta spedita via pacco. Torniamo in onda al telegiornale del Veneto, subito a Padova, perché l'opposizione presenta un esposto alla Corte dei Conti sullo stipendio del portavoce del sindaco di Padova. Nuovo capitolo sulla vicenda del portavoce del sindaco di Padova, accusato dall'opposizione di essere stato assunto con un contratto troppo oneroso per l'amministrazione comunale. E così Massimo Bettin, ex segretario provinciale del Partito Democratico, è finito nel mirino della minoranza, che nelle scorse ore ha presentato un esposto alla Corte dei Conti per presunto danno erariale. Un documento di 18 pagine, oltre a 100 di allegati, per dimostrare la presunta irregolarità e chiedere alla Corte dei Conti di intervenire. Per bloccare quanto prima quello che via via che passa il tempo sarà una somma sempre maggiore, perché ogni mese noi paghiamo un dipendente comunale in categoria C, e cioè Massimo Bettin, 6.000 euro in più di quello che dovremmo pagarlo. In pratica, sostiene l'opposizione, Bettin percepisce 93.000 euro lordi all'anno, ma i dipendenti comunali di pari livello in media 32.000, ovvero il costo del portavoce superiore di 60.000 euro rispetto alla media dei suoi colleghi. Cosa significa? Significa che si sta perpetuando in questo comune un danno erariale che noi riteniamo ipotizzabile vicino ai 60.000 euro all'anno a carico delle casse comunali. Ora sarà la Corte dei Conti a valutare l'esposto e a prendere una decisione che potrebbe coinvolgere anche il sindaco. Il responsabile è in primis sicuramente il sindaco di Padova. In secondo luogo viene la Giunta, che ha confermato l'incarico e anzi ha votato all'unanimità a favore dell'aumento sproporzionato. Chiusa in un pacco e spedita per errore da Lecce sino a Vicenza. È la vicenda di una piccola gattina. Un pacco speciale che miagola e si muove. Spedito da Lecce, dopo più di 1000 chilometri, è arrivato a Vicenza, dove non è passato certo inosservato nel magazzino del Corriere Espresso. Qualcuno, sentendo i lamenti, ha aperto la scatola e si è visto saltar fuori una gattina bianca e nera che, nonostante il lungo viaggio, è apparsa in buone condizioni. Quando è suonato il telefono di casa, la padrona non ci riusciva a credere. Disperata per la scomparsa della gatta, era stata lei stessa inavvertitamente a spedirla. L'animale infatti si era infilato nella scatola senza che nessuno se ne accorgesse, per poi spuntare fuori proprio a Vicenza, la città dei Magnagatti. Oh, per fortuna è solo una leggenda. È tutto, ci fermiamo qua, vi ricordiamo soltanto che c'è 20:10 come sempre, l'attualità su Antena 3 questa sera con il candidato sindaco di Forza Italia a Treviso, Andrea De Checchi, appuntamento a 20:10. È tutto dunque, grazie per averci seguito, adesso le previsioni meteo, buona serata. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Qualche pioggia sulle nostre regioni. Vediamo in quali settori.
Sul Veneto cielo parzialmente nuvoloso su gran parte del territorio, piogge su Rodigino, Veneziano Costiero e Veronese, ma spesso alternate a schiarite. Diamo ora uno sguardo alle temperature, le massime saranno comprese tra i 12 e i 14 gradi circa, minime oscillanti tra i 7 e gli 11 gradi. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso, soltanto sulla Venezia Giulia le nubi potranno arrecare qualche debole precipitazione. Vediamo anche in questo caso le temperature, le massime saranno comprese tra i 13 e i 15 gradi, minime tra 9 e 10 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, anche qui cielo poco o parzialmente nuvoloso ma qualche addensamento, peraltro del tutto innocuo, potrà interessare i settori più meridionali. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 12-15 gradi, valori minimi tra 8 e 9 gradi circa. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti moderati orientali. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.